Un incontro urgente con l'assessore regionale della sanità Luigi Aru per discutere della gestione dei plus e del pagamento immediato ai comuni delle risorse 2016 relative al contrasto per le povertà. Lo ha sollecitato con una nuova lettera urgente indirizzata all'esponente della Giunta Pigliaru, il presidente dell'Anci Sardegna Persandro Scanu. Per l'Anci Sardegna, considerata la grave situazione di crisi socio-economica in cui versano tanti sardi, non è concepibile che le risorse per le povertà non siano state ancora erogate a dicembre 2016. Il problema, ricorda il presidente Scanu, era già stato sollevato da tempo da Anci Sardegna, ma che oggi più che mai è da risolvere urgentemente anche alla luce delle difficoltà segnalate da numerosi comuni sardi che hanno fatto proprio le condizioni di difficoltà di centinaia di nuclei familiari. L'ANCI sottolinea che lo sblocco delle risorse sulle povertà deve essere necessariamente accompagnato dall'avvio del programma relativo al reddito di inclusione sociale. Il presidente Scanu ricorda che il pagamento delle risorse è urgente per dare risposta alle famiglie e alle persone in grave condizione di disagio, interventi questi non più rinviabili e che i comuni non riescono più a fronteggiare con le risorse proprie.